Tato batte il Rimini in trasferta e ora guarda ai piani alti della classifica, il servizio di Nicola Brillo. Nuova prestazione convincente contro una delle candidate alla promozione diretta. Il Treviso vince 2-0 a Rimini e riapre il campionato grazie anche al ritorno al gol del Cobra Perna. In classifica il Treviso riprende il quinto posto con una partita in meno. Partono subito bene gli uomini di mister Zanin. Al terzo minuto punizione di Spinosa, Perna da solo stoppa e diagonale vincente 1-0. Ancora Treviso al 13°, sponda di Ferretti per Perna, rovesciata debole che è facile preda di Scotti. Il Rimini si fa vedere per la prima volta al 22°, ma la palla finisce alle stelle. Un minuto dopo viene espulso il capitano Mauro Brighi e l'allenatore del Rimini D'Angelo. Ancora la squadra di casa, cross da destra, Campironi respinge, ma Onescu manda fuori. Poi ancora due azioni del Rimini, ma senza fortuna. Nella ripresa si fa vedere subito Ferretti da lontano, tiro impreciso. Ancora il Rimini con Degano in 3 occasioni, ma è solo la terza che è pericolosa, con Campironi che alza sopra la traversa. Il Treviso raddoppia con Perna al 67°, tiro di Spinosa rimpallato e il Cobra mette dentro. Ancora Perna dalla lunga distanza, ma la palla finisce fuori di un soffio. Il Treviso cresce e si fa vedere con Ferretti al 73° e Gallon all'82°. Una vittoria importante, su un campo difficile, però avevo chiesto alla squadra proprio una prestazione anche meno bella delle solite, ma più redditizia in quanto ai punti. Li ho visti belli determinati dall'inizio, purtroppo siamo andati, è una cosa che dovremo migliorare, quando andiamo in superiorità numerica non so come mai cominciamo a fare dei falli e non gestire più la palla, diamo fiducia agli avversari che comunque hanno risposto più con la foga per la nostra fortuna. Dopodiché ci siamo riorganizzati, abbiamo cambiato qualcosa, stava facendo già il primo tempo e poi il secondo tempo abbiamo legittimato, penso, il risultato senza rischiare, girando più, facendo il nostro gioco, rischiando appunto di fare il secondo come è avvenuto e poi anche il terzo.